Ora vi presento gli ospiti. Prima, ecco il sondaggio, lo vediamo insieme e poi lo commenteremo nel corso della serata, quindi continuate a telefonare e adesso vi presento gli ospiti. Il sondaggio, eccolo qui, dunque un tetto agli alunni stranieri in classe, sì 0422 16 26 691, no 0422 16 26 690, cioè telefonando. E vi anticipo subito che sentirete il segnale di occupato, ma è normale perché funziona così il sistema. Date la vostra preferenza per l'una o per l'altra scelta ed è anonimo e gratuito. Quindi nel corso poi della puntata di Ring daremo l'esito di questo sondaggio. Allora, inizio presentandovi gli ospiti, a cominciare da Serena Pellegrino, Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera, ben trovata. Il sindaco di Monfalcone per la Lega, Anna Maria Cisint. Buonasera. Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Poi ancora Igor Treleani, Fratelli d'Italia. Buonasera. E Diego Moretti del Partito Democratico. Buonasera. Quasi tutti, perché poi c'è Forza Italia, Azione, insomma, per quello che fin qui ci è dato sapere. Devo cominciare da loro, che hanno sentito Federica con voi, però insomma, cosa l'ha fatto arrabbiare, cosa si è segnato? No, Presidente, insomma, lei ha fatto domande corrette, il Presidente ha detto delle cose, insomma, normali, non ha detto niente di speciale, alcune però sono condivise. Quel famoso spot ha creato un po' di polemiche, no? Ma guardi, lei segue quelle polemiche o no? Ma a me personalmente lo spot piace, è chiaro che uno spot ha una brevità tale per cui qualcosa può saltare, ma il collega che è intervenuto per dire che mancavano le città UNESCO, che sono una delle bellezze della nostra regione, non ha fatto polemica, mi dispiace essere contro le cose che ha detto il Presidente, però non mi sembrava una polemica strumentale, ha detto una cosa che credo fosse anche il sindaco a cui lei pensava e che però non ha detto. Pellegrino, cosa dice lei? Ma insomma io penso che bisogna uscire dalla logica del spendiamo troppo, abbiamo speso, ecco, via il concetto dello spendere. I contenuti ci sono validi. Questo per lo spot o la sanità? Cosa intende? Per lo spot? In questo caso per lo spot. Comunque in generale io dico che dobbiamo cominciare a venire fuori dal concetto del spendere, non spendere, perché allora abbiamo troppi parlamentari, dobbiamo togliere. No, basta, abbiamo già pagato abbastanza, credo, su questa tematica. No. Questo spot è valido? Potrà avere dei risultati positivi? Noi come Regione saremo in grado di reggere eventualmente gli effetti positivi di uno spot di questo tipo? Abbiamo le strutture nella nostra Regione per poter far fronte eventualmente a un grande arrivo da oltreoceano di persone che hanno interesse a venire nella nostra Regione? Questo noi dobbiamo chiederci, no altro. No. Cioè, quando dice che abbiamo già pagato sul fronte del taglio i costi parlamentari, dà la colpa al Movimento 5 Stelle? Un pochino, sì, certo. Danielis? Sullo spot non so esprimermi, nel senso che uno spot di 15 secondi potrebbe essere anche un'idea valida. Sono d'accordo sul fatto che poi bisogna vedere quali sono gli effetti e lì si misurerà se lo spot ha avuto un buon successo o meno. Io sono rimasta più che altro colpita dalla parte sulla stabilità dei governi, perché penso il premierato, no? Sì, penso sempre che il governo più stabile è una dittatura, è anche efficiente, però è sempre una dittatura. Ora, bisogna capire in che direzione si vuole andare. Cioè il premierato ha delle tracce, secondo lei, di questo tipo, no? Ritengo che il sistema elettorale e il sistema di governo debbano essere, io sono affezionata al proporzionale, debbano essere più proporzionali possibile e secondo me la questione della stabilità del governo è un falso problema. Se il Parlamento è stabile, il governo può anche... Però non succede nella storia del nostro paese. Questo ha una durata media di 2 anni, 2 anni e mezzo di governi. Il problema attuale, secondo me, è che stiamo perdendo le prerogative del Parlamento. I governi stanno diventando sempre più un organo legislativo
che invece è con la competenza del decretazione Parlamento. d'urgenza, quindi poi in qualche maniera... E secondo me è questo il grosso problema. E saluto ancora Emanuele Sergi e Francesco Zilli in regia. Il titolo, che adesso cambieremo, fa riferimento anche a un passaggio ovviamente che abbiamo fatto con il presidente Federica, perché all'interno dello suo stesso partito Salvini si è espresso diversamente. Tra l'altro ha parlato anche Giorgia Meloni questa sera, dopo ve lo farò sentire, dall'Europa a proposito, in merito alla figura di Mario Draghi, no? Che ritorna come possibile futuro Presidente della Commissione. Eccolo qua il titolo. Però vi faccio vedere, adesso coinvolgiamo anche Cisinta e Treleani, il sondaggio di nuovo. Pellegrino, Flash, voi cosa dite? Ce lo dai Emma un attimo? Cioè polemica ancora di queste settimane, però siccome abbiamo la fortuna di poter fare dei sondaggi dal vivo con i telespettatori, quindi gente vera che ci può seguire da casa, dite la vostra, e quindi un tetto agli alunni stranieri in classe. Prima secondo me di sentire Cisinta, che su questo credo di intuire l'idea. Ma dai. La risposta al suo sondaggio, cosa dice? Che non è un falso problema. Perché? Ma perché non è un problema. Era come quando noi siamo arrivati a metà degli anni 60, noi meridionali siamo arrivati qui in Friuli e ci dicevano no, via i meridionali, figli dei militari e figli dei pizzaioli fuori per piacere. E poi invece Monfalcone, guarda un po', si è alleato, anzi ha fatto il connubio proprio con Gallipoli, ma chissà come mai. Ecco, io credo che qui dobbiamo proprio uscire da questa logica, perché non solo la nostra terra ha apertura, l'ha avuto da sempre, per secoli, perché il Friuli Venezia Giulia da sempre è stata terra di passaggio, terra di arrivi, insomma, dobbiamo proprio veramente rompere questi schemi, e poi soprattutto, lo dico chiaramente, uscire da questa grandissima ipocrisia, ma sicuramente in quest'ora e mezza avrò bisogno... Che ipocrisia? Di dire che queste persone noi non le vogliamo, devono andare fuori, ma abbiamo fatto sedute e sedute di audizioni in cui imprenditori, impresari edili chiedono forza lavoro, e quindi mia, che manca e non si lavoro. trova. Cisinta, dai, allora subito. Cisinta cosa dice? Ma allora, intanto purtroppo la realtà bisognerebbe conoscerla. E bisognerebbe approfondirla e bisognerebbe capire anche cosa dicono le persone, i genitori, perché parlare in maniera astratta e ideologica purtroppo non serve a nessuno. La mia esperienza di 7 anni da sindaco, peraltro riconfermata da quelle famiglie, da quei monfalconesi che fino al mio arrivo sicuramente non erano mai stati di centrodestra, dice qualche cosa. Quindi mi dispiace quando le persone si intestardiscono a non vedere una realtà che è sotto gli occhi di tutti quelli che la vivono, di quelli dei genitori nella fattispecie che scelgono di portare i loro figli fuori Monfalcone, perché in realtà il tema della scuola nella situazione monfalconese che ha delle classi assolutamente squilibrate. Ma percentuali, per esempio? Sono 66 per l'infanzia, cioè e 66% di presenza straniera, non diciamo, italofona, okay. Nell'infanzia, nella primaria siamo al 63, al 60 nella secondaria di primo grado, le vecchie medie, scende molto alle superiori perché le ragazzine vengono portate a sposarsi e quindi il numero delle ragazzine bengalesi, parliamo di una comunità che questa è, cioè noi oggi dobbiamo affrontare un tema con il sindaco di Monfalcone di una realtà che è quella di Monfalcone, perché altrimenti parliamo del nulla, no? Quindi più o meno la percentuale scende molto alle superiori, però quello che voglio dire sono 3 cose. La prima è che la realtà dei fatti è che i genitori portano i loro figli fuori perché si generano per non stare in quelle classi lì, ho capito, no, cioè. si generano dei ghetti. I ghetti sono dipendenti dal fatto che i non italofoni nella cultura di certe comunità non è solamente non conosco la lingua, è che quelle famiglie vivono immerse in una civiltà che è quella del paese di appartenenza e quindi non è soltanto un concetto cioè non di quello lingua, in cui vivono, non la civiltà in cui quindi
questo genera una difficoltà, però se mi permette ancora un ragionamento, non è soltanto quello della immersione nella cultura e quindi della difficoltà linguistica, che agevolerebbe secondo me con una percentuale più equilibrata gli stessi ragazzi non italofoni, ma c'è un altro fatto a cui nessuno fa mai riferimento ed è l'arrivo costante di bambini e ragazzi durante l'anno scolastico che vengono inseriti, e il diritto italiano lo prevede, nelle classi direttamente senza la conoscenza dell'italiano. È anche per questo che insegnanti e genitori ovviamente si trovano di fronte a un percorso scolastico molto difficile. Allora, fermi lì, devo sentire tutti, devo ricominciare anche da Treleani, a tra poco dopo la pubblicità. Vi ricordo ancora il sondaggio, quindi continuate a partecipare, tra poco. Beh, guardi, io sono contenta che chiaramente Mario Draghi è una persona molto autorevole, sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere, dopodiché io continuo a dire una cosa banale, e cioè che tutto questo dibattito qui è filosofia. Buona per i titoli dei giornali, e capisco perché insomma è interessante, e buona magari per fare campagna elettorale, ma non è così che funziona, cioè questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai, perché funziona che i cittadini votano, che decidono chi ha più peso e chi ha meno peso per fare le proprie proposte, che stabiliscono quali sono le maggioranze possibili, e all'esito di questo ragionamento si comincia a parlare dei nomi, per cui a me non interessa questo dibattito e non parteciperò a questo dibattito. Quello che mi interessa invece è che sia Enrico Letta, da quello che abbiamo visto oggi, sia Mario Draghi, dalle anticipazioni, insomma dalle dichiarazioni che lui ha fatto di un altro rapporto che è quello sulla competitività, cioè due persone considerate, semplifichiamo, europeiste, voi le definireste così, in realtà ci dicono che l'Europa va cambiata. E questo è un dibattito molto interessante ed è il dibattito che va fatto, perché altrimenti chi farà qualcosa, se lo farà uno, se lo farà un altro, a me non interessa. Mi interessa sapere se vogliamo cambiare quello che non ha funzionato. Allora, così Giorgia Meloni, che appunto parla di filosofia sul nome di Mario Draghi. Allora, Treleani, diciamo a questo torniamo, ma sul sondaggio intanto cosa dice? Bah, sul sondaggio io ovviamente prendo atto. Poi Moretti e Danielis. Prendo atto, e abbiamo tutti vissuto, stiamo vivendo insomma il caso di Monfalcone, che effettivamente è un caso particolare. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, la linea che noi abbiamo in generale sulla politica immigrazione, che deve cambiare anche a livello europeo, è quella di avere ovviamente un'immigrazione controllata, ma soprattutto da parte di persone che in qualche modo sono molto più vicine alle nostre tradizioni e alla nostra cultura, cioè gente che non rifiuta l'integrazione rispetto alla nostra cultura e alle nostre tradizioni. E quindi io credo che questa Europa, che in questi anni ovviamente a trazione di sinistra si è prima disinteressata totalmente del tema, noi ovviamente Italia sappiamo benissimo come nazione abbiamo affrontato da soli per molti anni questa tematica, Europa a trazione di sinistra si è sempre disinteressata. Io credo che queste elezioni europee debbano dare un segnale anche per noi, che siamo tra l'altro al governo con il Presidente del Consiglio, per poter affermare una delle regole migliori. Io credo sulla linea di quello che dicevo poc'anzi, su una politica immigrazione sì controllata, ma ovviamente predileggendo ovviamente delle popolazioni che in qualche modo sono disponibili ad integrarsi, e non popolazioni come quelle che in qualche caso mi sembra a Monfalcone abbiano creato più di qualche problema. Primo tra tutti quello nelle scuole. Io mi permetto di lanciare una provocazione. A questo punto non ci sono moltissime soluzioni rispetto a quei numeri, se non ovviamente delle scuole dedicate a delle persone che ovviamente se numericamente... Cioè scuole per stranieri, questo dice. Almeno in una prima fase, perché altrimenti il problema della lingua come lo risolviamo? Beh, in Germania non entri in una scuola, in una classe, se non hai imparato il tedesco, e hai 6 mesi per farlo. Cioè bisogna essere anche un po' attenti a tutto il resto di coloro a cui viene bloccato il programma, visto che se tu non conosci la lingua, ovviamente le materie non le puoi imparare. Ma il tema è complesso, non è affatto semplice, e quindi come tale va trattato. Semplificare come si fa? O dire che in Germania insegnano la lingua italiana, beh, dico, lo Stato, il Comune si impegni a integrare queste persone iniziando dall'insegnamento della lingua, non pensando che altri
risolvano il problema. Allora io credo che su questo, siccome è un tema complesso e le difficoltà ci sono, è normale, credo che chi vive il territorio, forse un po' meno il sindaco, ma insomma, però il territorio si conosce, il tema va affrontato in maniera seria, sapendo che comunque, e abbiamo l'esempio del governo nazionale, era nato con la promessa di ridurre gli sbarchi, di ridurre l'integrazione, l'immigrazione, scusate, e invece i numeri sono aumentati, ma anche a Monfalcone sono aumentati. E non si risolve cambiando la legge sul ricongiungimento familiare. Perché il tema del ricongiungimento familiare, l'unico vero motivo e possibilità di integrazione che hanno quelle famiglie. Le regole sono sbagliate, voi Diego. Pensate, scusa, però le regole possono essere sbagliate, ma se uno lavora è in regola, perché a Monfalcone non c'è un clandestino, sono tutti non lo possiamo sapere. Arrivati, non possiamo saperlo, sono arrivati tutti con permesso di soggiorno e tutti regolarmente lavorano. Allora, se è così, uno che lavora o buona ha il parte diritto lavora, di chiamare qui la sua di famiglia. chiamare la sua famiglia. Dice, sì. Credo che sia un principio di civiltà prima di tutto. Allora, di fronte a questo, siccome poi ci sono anche conseguenze sui comuni vicini, perché probabilmente qualche famiglia sposta il proprio bambino, ma anche nei comuni vicini, non è che vieni da fuori residenza e puoi iscrivere così facilmente i tuoi bambini, lo fai se lavori in quel comune o se hai parenti in quel comune. Allora dico, affrontiamole senza ideologie, affrontiamolo abbassando i toni, perché anche questo io credo che insomma, il sindaco di Monfalcone ha sbagliato in questi mesi. Io dico di sì, io dico di sì, pur riconoscendo la complessità della situazione. Non a caso oggi Confindustria, ma anche imprese formano persone all'estero nei loro paesi, sì. E poi li faranno arrivare qua con un'altra cultura, ma voglio dire anche lì l'integralismo di cui ha parlato il sindaco tante volte e che oggettivamente a Monfalcone, io personalmente, magari lei avrà altri dati, non vedo, anche se c'è il tema anche perché non ci del abiti. velo, ma lascia stare, non ci abito ma Bisogna ci vivo esserci. e la frequento, se permetti, la frequento come te o abbastanza come te, non vivendola direttamente. È un tema che va affrontato sapendo che comunque questa questione non diminuirà e questo tema non diminuirà, l'abbiamo visto con quello che sta accadendo. Le persone si muoveranno sempre, sì, però e sarà impossibile fermarle, diciamo, devi gestire. Il tema Monfalcone non è il tema generale immigrazione, cioè il tema concentrazione, anche permettetemi ovviamente di passare questi termini, no? E deriva da una legalità che c'è perché è legato al lavoro, quindi no? I cantieri e allora ecco e gli appalti. Allora ci sento una replica, le chiedo veloce però e poi però ci sono delle cose da dire. La prima è che questa delocalizzazione che ha subito la città dal 2005 al 2015 è stata l'importazione di manodopera povera che è arrivata in un momento in cui fino al 2016 non c'era neanche la parificazione salariale e tuttora non c'è la parificazione contributiva e nei paesi da cui arrivano anche molte ditte che lavorano all'interno della grande azienda sicuramente il livello fiscale e i controlli sono assolutamente diversi da quelli italiani, ha generato ovviamente un problema che oggi definirei di supero della sostenibilità sociale. Supero della sostenibilità sociale che non definisco soltanto io, ma che una città accompagna, si rende conto. E per quanto riguarda tutto il tema anche dei ricongiungimenti, io le porto dei numeri, sono circa 6.600 oggi i residenti che arrivano dal Bangladesh, sono circa 10.000 su 30.500 complessivi di residenti. 30.500 sono i residenti, 10.000 circa sono gli stranieri e 6.600 senza contare che c'è sempre un giro da 1.500 a 3.000 persone che arrivano e rimangono senza essere residenti e hanno diciamo una vita temporanea nella città, no? Ecco, tutta questa situazione ha generato un problema mica da poco, accompagnato anche dalla norma sui ricongiungimenti che per quanto Diego Moretti non consideri importante, io invece sì e le spiego anche perché.
Di questi 6.600 chi lavora? Lavorano 1.700 persone. Il 95% del bilancio del welfare del comune di Monfalcone è a favore degli extracomunitari. Però e chiudo solo con questa informazione. Guardi, Cisint contro gli stranieri, senza di loro Monfalcone può chiudere metà scuole, altro che tetti in aula, scrivono. Il tema dei ricongiungimenti è fondamentale, perché oggi in Italia con un contratto a tempo determinato di 1 anno e con 12.600 euro IRPEF lordi puoi portare a casa 2 persone. Quindi ci sono delle regole che a livello europeo anche i paesi socialisti hanno modificato e hanno alzato come pretesa. E poi c'è il tema che lui correttamente ha affrontato, la capacità di integrazione che non esiste, perché questa comunità, ma come altre anche quelle che arrivano dal Pakistan, eccetera, non hanno nessuna intenzione e nessun interesse a farlo. Allora, ferma lì, Danielis, anche sul sondaggio. Parto dal sondaggio che mi pare più semplice. Allora, la questione è complessa. Se la scuola deve funzionare come scuola, è evidente che la percentuale di ragazzini che non parlano l'italiano all'interno di una classe deve essere contenuta, altrimenti non li integri e non gli insegni niente, né a loro né agli altri. Esatto. Questo comporta o un aumento di numero delle classi o un forte investimento iniziale in modo da insegnargli l'italiano prima che entrino in classe. Entrambe le cose sono di competenza nazionale. Beh, anche il comune potrebbe avere un ruolo, o i comuni. E è un dato di fatto che l'insegnamento funziona se il contesto è di un certo tipo. Naturalmente il problema si pone e non si pone, bisogna capire all'interno di queste classi quanti ragazzini davvero non parlano l'italiano, perché essere stranieri ma nati qua secondo me non costituisce un problema. Cioè, i ragazzini nati a Monfalcone che cominciano a diventare tanti e che parlano l'italiano e che entrano in quelle classi, come li consideriamo? Stranieri o no? No, ma il problema è che non parlano l'italiano. Nelle famiglie, per questo dico, parlare senza avere i dati, io capisco il ragionamento, però purtroppo nelle famiglie bengalesi, come mi raccontano le ragazze con cui dialogo molto spesso, da 20 anni le loro famiglie sono presenti a Monfalcone, l'antenna è orientata verso il Bangladesh, cioè, e i genitori non sanno, questo, giusto? Perché loro non hanno interesse al paese in cui sono arrivati. Per loro l'idea che hanno è quella di prendere la civiltà e di portarla esattamente nel paese in cui vivono. Lì perché sennò, questo è il film, purtroppo. Questo è il film, purtroppo lo dico. Sì, allora, non conosco tanti bengalesi e non posso confrontarmi su questo piano perché non ho sufficienti dati. Mi sembra una generalizzazione vedendola da fuori. Comunque, dato questo punto, poi mi pare che il discorso si sia allargato a macchia d'olio anche qua abbiamo un problema e pare che nessuno se ne renda conto. Il problema è che la politica industriale dei cantieri navali ha chiamato un certo tipo di manodopera. Perché? Perché costava meno, è evidente. E questa cosa probabilmente si ripeterà altrove, nella nostra regione e nella nostra nazione. Quindi diventa un tema di politica industriale di un paese. La politica industriale. Questo, quindi è un governo che l'unico è il governo, non è che può fare il sindaco Cisint, no? Non vedo nessuno per il consigliere che si Moretti arrabbi per la politica industriale dei cantieri di Monfalcone. Ma lei scherza? Lei non sa che battaglie abbiamo fatto e stiamo facendo. Io un tavolo nazionale, ha Cisint, ragione. quello che aspetti, devo sentire tutti, cioè il paradosso è che la Cisint se la dovrebbe prendere con il governo che attualmente è suo amico, che può imporre. Aspetti lì, Treleani, Pellegrino poi, dai. No, dicevo, su questa... no, qui il nodo è su questa questione... la grande azienda. Ma su questo nessuno nega la necessità che alcune aziende debbano reperire manodopera come questa.
Dobbiamo creare anche a livello europeo le regole affinché quella manodopera sia della manodopera contraddistinta da popolazioni e da gente che ha la volontà di integrarsi, non che costituisca dei ghetti. Questo io dico. Sì, però, quindi nessuno nega l'Europa, l'immigrazione. ma c'è il governo, cioè su questo anche Sì, il il governo può governo, fare, se mi consente, no? Avarino, su un discorso più generale, il governo mai come adesso, un governo si è preso la briga, piano Mattei, siamo andati, la Premier Meloni è andata in Egitto, siamo andati in Tunisia, siamo andati in Albania a sviluppare, attraverso la cooperazione anche internazionale, quindi siamo andati a sviluppare delle politiche affinché tutta questa gran parte di questa immigrazione possa essere in qualche modo trattenuta nei paesi di origine. Quindi mai finora, anche a livello europeo, abbiamo visto la von der Leyen in estrema, ma questi non li tratteniamo perché li chiamiamo per il lavoro. Prendere delle posizioni come queste, quindi mai come finora un governo, il governo Meloni in questo caso, ha iniziato ad attuare a livello anche europeo una pressione affinché stiamo iniziando a dare qualche segnale. E queste misure ovviamente avranno dei risultati sul medio-lungo termine. Dopo anni hanno fatto le quote regolari 600.000 lavoratori con domande a 900.000. Sì, però parliamo di quello che è avvenuto anche già, cioè voglio dire, quella situazione lì dimostra secondo me due cose, perché è inutile parlare di un governo che da un anno che sta facendo, che sta lavorando. Su questo non c'è dubbio. Nella realtà però dico, delle città industrializzate, e non soltanto Monfalcone, in realtà è avvenuto che l'immigrazione è stata utilizzata come un'operazione di distruzione dei diritti dei lavoratori e delle piccole aziende, perché anche le piccole aziende si sono trovate in una situazione di non competitività rispetto a quelle che appunto arrivano da altri paesi, soprattutto in particolare. E quindi in queste situazioni oggi paghiamo situazioni e scelte che hanno immaginato un sistema produttivo che non ho mai condiviso e che continuano a non condividere. Per scardinarlo come si fa? Pellegrino. Beh, allora, giusto per dire, 80% delle leggi che vengono fatte in Parlamento sono fatte dal governo. E questo governo ha già legiferato per l'80%, tant'è vero che ha fatto il decreto Cutro. Poteva mettere qualcosa lì dentro e andare nella direzione che chiede adesso il sindaco Cisint, o no? Non l'ha fatto, anzi ha fatto un sacco di salti mortali all'indietro. E che cioè oggi, sull'insegnamento della lingua italiana, ma poteva inserire, dice, no? ma certamente, ma potevano inserire un sacco di cose, i mediatori culturali, poteva essere veramente fatto il ribaltamento, quindi non è che in un anno poverini non sono stati capaci di fare nulla, oppure hanno poco tempo a disposizione. Peccato che no, abbiamo mi fa piacere per un decreto, però perché un decreto mi fa piacere dagli amici del Movimento 5 ma Stelle. Mi fa piacere che implicitamente ammetta quello che hanno fatto per tanti anni, perché implicitamente adesso la ringrazio perché ha ammesso il danno che avete causato in tutti questi anni. Sarebbe quale il danno? Il danno è quello che ho appena insomma, sarebbe il danno? Neanche tanto. Mi piacerebbe sapere qual è il danno che abbiamo fatto. Il danno è quello che in tutti questi anni di governo è stato prodotto, ovvero il nulla cosmico e l'utilizzo dell'immigrazione come un'operazione di distruzione dei lavoratori e dei diritti dei lavoratori, perché quello che è stato che è successo da 2005 al 2015 per quello che riguarda la sottoscritta ha creato un dumping, non metti in dubbio, un dumping giuridico e salariale allucinante. L'assunto di Cisint e quindi voglio dire, di che cosa gli immigrati parlate? E gli immigrati hanno abbassato la qualità. Fermi. Cioè mi viene da ridere a sentire ste robe aspetti qua. Cisint, però facciamo parlare anche gli altri. Pellegrino, dai. Questa è ideologia. No, ma infatti questa è ideologia. Dai Pellegrino, chi aspetti Cisint, che se no non riesco a far parlare anche gli altri. Ma governate tutti a livello Pellegrino, nazionale. concluda, senti Moretti, dai. E tu, ma anche col tuo governo sono aumentati, Ma quante interpellanze ha fatto il suo partito in merito io al faccio fatto sindaco, che vengono il suo partito a livello nazionale? Lei non ha idea di cosa significhi governare una città con il 31%. Sì, vorrei sapere quali sono i suoi risultati. I suoi risultati sono che gli italiani non vogliono più stare nella sua città perché sono terrorizzati. Io guardi, nel 2022 le comunico, forse si è persa un passaggio. Cioè la io Cisint da un anno e mezzo
sindaco. Ho vinto al primo turno con il 73% e la signora che era candidata del suo partito contro me è rimasta al 27%. Aspetti Cisinte, c'è un passaggio che mi ha colpito, perché dici che fa terrorismo? Chi ha votato sono quei cittadini che lei dice che vogliono scappare. Ferma, perché fa terrorismo quotidiano? Insomma, le testate giornalistiche di tutti i giorni è che Sindaco Cisinte parla con grandissima paura, il terrore, ci sono gli immigrati, i nostri italiani non vogliono andare più nelle scuole, ho detto prima, se ne vanno, certo, se ne vanno. È un perché fatto, se ne vanno, no, se ne vanno dalle classi, da quelle che per lei non sono ghetto, se sono 23 i negozi non italofoni chiudono, e 2 stranieri, chiudono, capito? Ma lei è mai immobiliari... passata per Monfalcone? Abbastanza, guardi, Mi parli tranquilla. no, i negozi noi abbiamo un saldo addirittura positivo, guardi, le do una notizia. Ferma lì, Il aspetti tema Cisinte, Moretti. Il tema è un altro. Perché io stavo dicendo una cosa. Sì. Quando ho detto se il suo partito solo una volta ha fatto un'unica interpellanza, anche su una sola, in merito al fatto dei salari a 3,50 € in Fincantieri, azienda nazionale. Avete fatto? Ma di che cosa? Ma di io che sto cosa parlando di stiamo cose parlando? concrete, lei parla di interpellanze. Interpellanze, Lei è vissuto su altri banchi, no, io mi parlo dispiace. delle cose che capitano ai cittadini Ma ogni se ha appena giorno, detto che il delle problema sono mamme, i dei salari di papà, queste dei ragazzi, persone. di chi fa la spesa, di quello parlo. salari- Le interpellanze le lascio a lei. Oh signore. Eh sì, perché io guardi, certo. parlo di fatti. Fermi A lei lì, lascia Moretti, l'interpellanza. dai che devo andare anche in dare, pubblicità, aspetti. 50. Pellegrino, aspetti, Moretti, dai. No, non dobbiamo andare in pubblicità. Ah no, perché vuole no, molto no. più tempo, giustamente. No, ma la pubblicità la faccio slittare. No, ma Dai. guardi, il sindaco Cisinte quando era all'opposizione faceva anche lei le interpellanze, fanno parte di chi Io facevo gli non emendamenti. governa. Ma vabbè, ma Che faceva vuol anche- dire cambiamo facevi anche le qualcosa. interpellanze, Comunque, facevi anche adesso, le interpellanze. comunque faccio il sindaco da 7 anni adesso. Appunto, brava, quindi non è da ieri, no? Poi il sindaco Cisinte dimentica che il punto nascita è Monfalcone, se non ci fossero le donne bengalesi che partoriscono, Insomma, meno ahimè, male, sarebbe dai. chiuso. Sarebbe chiuso, perché Sarebbe arriva ai chiuso. 900 e sì, metà partoriscono. Allora, bisogna, Cioè, di capisci che fronte, logica che ha? fronte a un tema complesso in questa maniera, perché poi ci sono anche i servizi che in qualche maniera il comune deve dare, normale, insomma il sindaco parla del 95% del welfare Costruito 4 che scuole. sta a tutti, certo, ma sicuro. Mi darai atto, 4 sì, scuole. Beh, la verità, non c'è 4 niente di materne fare. e sto costruendo 2 Costruite primarie. o ricostruite, perché Costruite alcune o ricostruite, buttate, comunque ho quindi vinto i PNRR. esistevano e comunque andavano fatte, perché quella è la norma. Pensare di risolvere la questione del tetto agli alunni stranieri, come ha dichiarato di fare il ministro, è matematicamente impossibile rispetto a una comunità che non è fatta solo da cittadini originari del Bangladesh, ma anche di altre realtà di cui nessuno mai parla, ma che sono altrettanto problematiche in termini di apprendimento della lingua, in termini di integrazione, in termini anche di ricongiungimenti familiari, perché anche quelli extracomunitari che non sono del Bangladesh Ad esempio? ci sono i serbi, ad esempio, c'è una Nessun comunità problema. serba, ma certo che non dà problemi. Rumeni, nessun Ma, problema. Vabbè, Facciamo insomma, un elenco. No, parliamo anche, insomma, famiglie problemi di altre ce ne sono di provenienze. tutti i tipi. No, ma Ce credi, ne sono guarda, di tutti i da tipi, ma altre ma non provenienze sto non ci sono criticando problemi. chi- perché sì, culturalmente però, rispettano ma non la è nostra. vero, perché ma non è vero. culturalmente Perché? si integrano perché lo vogliono fare. Quindi problemi da altre provenienze quasi che, zero. e l'ha detto l'altro giorno, in Consiglio Comunale Monfalcone ci sono 2 consiglieri comunali originari del Bangladesh, Sì. cittadini italiani, perché lo sono, uno in maggioranza e uno con il No, nostro gruppo gruppo. misto. Vabbè, è stato eletto in maggioranza, gruppo è stato misto. eletto in maggioranza, poi è stato, diciamo, cacciato dalla maggioranza perché aveva detto se non veniva eletto tagliava i diti a chi le dita Vedi a chi... che la cultura che hanno è Sì, ma l'hai incompatibile con la candidato tu nostra. però, permettimi, No, guarda, qualche devo lista dirti, tua devo dirti che sostiene noi... la Aspetti, tua. aspetta. Però ma io non do colpa perché queste cose anche non si controllano, per carità, ma il futuro sempre di più sarà di questo tipo. Allora, più integrazione c'è, più c'è la possibilità di avere meno difficoltà a gestire queste questioni, perché è un tema complesso, ma non possiamo pensare che queste persone da domani a dopodomani scompaiano. Il sindaco Cisinte è stata eletta nel 2016 anche con l'impegno di
cambiare del tutto e di far diminuire gli ingressi di queste persone. Non è successo questo. Cosa secondo lei è possibile? Nel 2000, scusa, però voglio dire, nel 2020, ma secondo te nel 2022, perché nel 2016 io sono stata eletta al secondo turno, nel 2022 sono stata eletta al primo turno col 73%, ma secondo te se si fa un po' di esame critico, cioè se avessi promesso una cosa che poi non garantito, le persone, i cittadini sono andati a votare in massa per il sindaco Cisini nel 2022. Inoltre ti dirò, l'integrazione, il mio concetto di integrazione è il seguente, ed è quello che io penso dovrebbe essere cioè dai che la pubblicità. Quando arrivo in un luogo è perché voglio partecipare alla vita di quel luogo. E secondo lei loro non lo vogliono fare? È sbagliato il concetto di io faccio tutto quello che vuoi tu, hai scelto di... È così. Il ragionamento che fate purtroppo è così. 22.04, dai che lo devo andare alla pubblicità 4 minuti fa, tra poco. Il giorno dopo la nuova rivolta al CPR di Gradisca, innescata da 3 migranti magrebini e costata il ferimento di 3 agenti, di cui uno grave, la politica si interroga sulle soluzioni per il futuro. Pene più severe, come quelle prospettate dalla nuova normativa del governo, da 1 a 6 anni di carcere per chi organizza le rivolte, strumenti di nuova concezione per la permanenza temporanea o approcci diversi al problema? Io sono preoccupatissima, come credo tutti, perché i CPR sono come dire, delle bombe a orologeria che potrebbero esplodere, perché bisogna comprendere, diciamo, la rabbia di chi sta all'interno, bisogna comprendere le grandi difficoltà delle forze dell'ordine, bisognerà fare un discorso europeo. Ora ci saranno le elezioni europee e quindi dopo bisognerà veramente fare una politica seria sull'immigrazione. La mia solidarietà alle forze dell'ordine che ancora una volta sono impegnate a rischio proprio della loro incolumità in un contesto così complicato, e poi ritengo che dovremo davvero prendere in mano la situazione e vedere come porre termine a questi gravi momenti di conflitto che, ripeto, creano una situazione di disagio per chi evidentemente deve risolverli, ma anche per tutto il territorio circostante. Credo che ci siano delle tensioni anche lì che vanno in qualche modo stemperate anche nella gestione più umana del percorso dei migranti. Credo che sia fondamentale che si arrivi a una pacificazione anche in questo senso. Allora, 22.08, Ring in contemporanea su Tele4 e TV12, ovviamente abbiamo tanti temi, qua nel titolo resta quella che è uno degli scenari, anzi, evocati nelle ultime ore, poi, anzi, ritornati nelle ultime ore, su cui ancora non vi ho sentito, quindi farei una battuta. Qui il caso, ovviamente, avete sentito il CPR dei giorni scorsi. Mario Draghi, secondo lei, è un nome veramente tra quelli che emergeranno dopo il voto? Ma non lo so se emergerà, giustamente bisogna aspettare le elezioni prima, perché non si può fare il conte, cioè i conti diciamo, senza l'oste. Però magari fosse Mario Draghi. Ecco, questa era la domanda, magari, no? Certo, sì. In termini di autorevolezza, di competenza, di rispetto che in Europa e nel mondo hanno di una personalità del genere. Cioè Presidente della Commissione europea, no? E poi un italiano, no? Vabbè, certo. Oggi ho visto un manifesto di Salvini, più italiani, meno Europa. Però non vuole, no, però non vuole Draghi. Perché avrebbe tradito gli italiani sul taglio del fisco. Prego. Temo di essere in controtendenza. Io credo che una delle grandi accuse che sono state fatte all'Europa in questi anni sia il fatto di essere un centro di potere finanziario ed economico, di cui Mario Draghi è la massima espressione. Allora, se vogliamo continuare in quella direzione, allora certo Mario Draghi è la persona ideale. Allora, giustamente, anche per fare un po' di cronostoria, non penso che dal Movimento 5 Stelle ci sia un grande apprezzamento nei confronti di Draghi, cioè, dopo i trascorsi, questo è evidente. Sì, però ha fatto il populista, no? Cioè le ha cantate l'Europa, il suo disegno, non è un'Europa unita, non è una politica industriale, non è una politica, un po' di cose. Non è un totem, l'Europa non è un totem, quindi anche sì, no, va Mario Draghi, certo. No, adesso l'Europa però, è giusto che evolva ed è giusto che evolva però nella direzione di non essere più solo un centro economico, perché alla fine l'Europa è
Cioè, secondo lei con Draghi sarebbe ancora una volta questo tipo di Europa? Sì, anche perché Draghi quella formazione ha e da quella parte viene. Insomma. Ma è il disegno vero di Giorgia Meloni dietro? Allora, io credo che la Presidente sia stata molto chiara. Sì, che ha detto che è filosofia, no? La sintesi è filosofia, ma la sintesi è questa, e io credo di... Capisci? Tutti scusano. E io credo di poter in qualche modo cercare di fare la sintesi. Draghi è assolutamente una risorsa per il nostro Paese, per autorevolezza, lo diceva poc'anzi Diego Moretti. È evidente che la sua figura deve incastrarsi eventualmente in un assetto che deve in qualche modo essere così, in qualche modo conciliante rispetto alla sua figura dopo le elezioni europee, e quindi effettivamente fin tanto che non abbiamo i dati delle elezioni, di quelle che saranno un po' le tendenze che emergono subito dopo, questo discorso assolutamente non può essere fatto. Però credo che anche la Presidente abbia detto che Draghi ad oggi rimane comunque una risorsa per il nostro Paese. Perché noi abbiamo commentato per settimane e settimane la Meloni che riesce a portare a Lampedusa la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, guardate che rapporto, che attenzione che c'è, allora finalmente si affronta, l'Europa vuole affrontare il tema immigrazione. In realtà poi aveva, almeno nel passaggio di potere ovviamente, un buon rapporto con Mario Draghi, e si è cominciato a dire che magari potesse essere quella poi la vera opzione B. Credo però, Varino, che il vero tema, riprendo una battuta che faceva all'inizio la Pellegrino, e quali sono i contenuti, perché poi questa Europa deve darsi i contenuti e le linee sulle quali... Ma Draghi continua a dirlo, cioè ogni mese però propone quali sono le linee sulla politica difensiva, lo vogliamo un esercito europeo o non lo vogliamo? Questi sono i temi che noi stiamo in qualche modo affrontando anche su una campagna elettorale importante. Il discorso per esempio dell'eliminazione dell'inquinamento, risorse rinnovabili, cioè continuiamo a in qualche modo come Europa ad essere, esatto, continuiamo ad essere, le do un dato che mi ha colpito, sa quanto inquina l'Italia? A livello mondiale inquina meno dell'1%, lo 0,7%, l'Europa il 5%, ebbene l'inquinamento nel mondo continua a salire e ad aumentare. Ora, da questo sistema, un'Europa che in qualche modo pone a tutti i cittadini una serie di vincoli rispetto alle emissioni e a tutto quanto stiamo affrontando, auto elettriche che magari non tutti possono permettersi, questi sono temi ai quali... Ma non solo, perché produce tutto la Cina. Io su questi temi vorrei capire Draghi cosa pensa. Ma il tema, Draghi dice che se noi non facciamo veramente un'Europa unita, con una politica unica, industriale unica, con l'esercito che lei citava poco fa, ma giusto per... Le faccio una battuta, lei pensa che i francesi ci svelino i segreti militari che detengono a favore di un esercito europeo? Le faccio una battuta. Quindi anche questa è una chimera, ma dobbiamo essere chiari su questi argomenti. Allora dai, Pellegrino e poi Cisint su Draghi. Ma Draghi, noi l'abbiamo bocciato il primo giorno. Mi stupisco addirittura che Fratelli d'Italia oggi dica che va benissimo. Eravamo non ho detto che va benissimo, non ho detto che va benissimo. Ho detto che è una caso, risorsa, ma dipende da cosa si vuol fare. Noi siamo convinti che invece non lo sia, e a prescindere dal fatto italiano o meno, insomma, io penso che ci debba essere una persona autorevole, magari, non so, sicuramente Draghi lo è dal punto di vista di alcuni, dal nostro punto di vista sarà anche autorevole, ma nei suoi contenuti ha dimostrato già che se dovesse mai portare l'Europa dove ha portato l'Italia, per noi questo è bocciato. Arrivo. Candidata Ilaria Salis alla fine. Ho visto. Sì. Ho visto. Allora vi faccio sentire, vabbè no, Meloni su questo non importa, però oggi ricorderete la vicenda di questa ragazza detenuta a Budapest, accusata di aver aggredito durante una manifestazione alcuni neofascisti, che era stata portata due volte in aula in Ungheria con le manette ai polsi. Insomma, oggi prima aveva smentito Bonelli, invece poi è candidata realmente. Sì, poi in realtà non è stata smentita la notizia, semplicemente volevamo avere tutte le garanzie possibili per poter dire sì, la stiamo candidando. Quindi per garanzie cosa si intende? Beh, insomma, che ci fosse la sua volontà di candidarsi, insomma, l'abbiamo ottenuta nel tardo pomeriggio e quindi l'abbiamo dato la comunicazione. Va bene. Comunque per la cronaca, giusto così, perché si sappia,
e gli aggressori non hanno mai sporto denuncia, giusto? Abbiamo visto solo le fotografie di come erano, in che condizioni erano. Non possiamo negare i danni, no? I fatti, il fatto che quella persona abbia avuto la testa spaccata dal gruppo. 5 giorni di prognosi, così. Io ho visto le fotografie e mi è bastato. Hanno dato 5-8 giorni di prognosi, comunque non importa. Anche fosse stato un giorno, è andata a menato e tanto mi basta, perché io sono contro la violenza sempre, non solo quando mi sta bene. Per quanto riguarda invece il tema Draghi, senza dare nessun giudizio di merito a nessuno, penso che sarebbe molto serio parlare e lasciare decidere i cittadini. Adesso ci sono le elezioni, qualsiasi tipo di ragionamento fatto oggi non ha davvero senso, perché è come dire: cari ragazzi, andate e fate un sondaggio, non andate a votare, perché qualcuno ha già deciso per voi. Io sono per la democrazia vera, io sono per le scelte lasciate ai cittadini. I cittadini andranno e voteranno, e in quel momento e soltanto in quel momento si potrà decidere come andare avanti, anche perché questa Europa ha dimostrato di non essere l'Europa che è quella che deve essere, delle persone, dei popoli. Quando c'è stato quello che abbiamo visto dagli agricoltori e dagli allevatori, è stato evidente come ci sia stata la differenza tra quello che le persone volevano, vivevano, i problemi veri del portare avanti il lavoro, la famiglia, lo stipendio, e l'Europa della burocrazia, l'Europa che vive di altre logiche, di lobby che non condividiamo, e di conseguenza questo è un momento importante. Io ho accettato la candidatura per questo, perché secondo me è un momento decisivo, è come un referendum. Tu da che parte stai? Tu stai dalla parte delle persone, del popolo, stai dalla parte dei lavoratori, stai dalla parte delle piccole aziende o no? Ecco, io penso che la von der Leyen abbia fallito, e con lei tutti coloro che hanno appoggiato questa politica che ha dimostrato purtroppo di non poter avere un futuro, perché oggi non c'è neanche una competitività europea di fatto, perché non possiamo ragionare con una comunità, un'Europa che ad esempio non ha saputo neanche rendere equilibrati gli aspetti della competitività fiscale. Quello di cui vi accusano, diciamo, l'ho detto anche a Federica, in Europa c'era il Movimento 5 Stelle, no? Per rispondere all'SMS, cioè ci sono gli europarlamentari, di rischiare di essere fuori dai giochi, no? Ma lo dicevano anche per le scelte fatte da Salvini, no? Delle alleanze in Europa con altri movimenti. Ma sai, lo dicevano che anche... non dobbiamo nascondere, non credo piacciono molto a Zaia, a Federica, no? Ai governatori di peso io del non faccio il segretario né né comunale. Sono scelte del segretario, no, ecco. però... Dico però che l'obiettivo è assolutamente, quello che si sta perseguendo è assolutamente condivisibile, e non darei per scontato neanche il fatto che i cittadini in Europa la pensino come la pensiamo noi oggi. Guardi, io da quando mi occupo anche di tutte le problematiche del territorio, che ormai sono conosciute da tutti, ricevo davvero un'infinità di messaggi, di mail, da cittadini che non sono soltanto dall'Italia. E quindi il problema che oggi vive l'Europa, che vivono i cittadini, e l'abbiamo visto in Olanda, è diventato comune. E non mi stupirei tanto se dopo le elezioni europee ci fosse l'evidenziazione di questo. Cioè, secondo me, io una ritengo, valanga di voti, le intende dire anche per forze... Io ritengo che oggi comunque la situazione a cui ci hanno condotto è arrivata al limite, e quindi i cittadini, se lei ci parla, non soltanto ovviamente quelli delle nostre realtà, ti dimostrano di vivere veramente una situazione spesso che è al limite. Moretti, che ne pensa? Ma io capisco che, insomma, una maniera ci senta in campagna elettorale, quindi è normale che faccia anche, insomma, esasperi determinati concetti, e non c'è dubbio che una parte di Europa si sta spostando a destra anche rispetto ad una determinata serie di problemi che evidentemente ci sono. Niente. Beh, insomma, ha detto alcune cose. Ha detto alcune cose, sì, secondo me esaspera una situazione. Che l'Europa non vada bene lo si dice da tempo, lo dicono i socialisti europei, lo dice il Partito Popolare Europeo,
nel quale Salvini fino a poco tempo fa voleva entrare, perché dobbiamo anche ricordare questo, e quindi è normale che da questo punto di vista non tutto va bene, l'Europa non è la panacea di tutti i mali, però l'Europa è anche quella che durante il Covid in 5 giorni ha deciso di dare ai paesi europei, tra cui l'Italia, 500 miliardi grazie al fatto che quell'Europa è diventata finalmente, però nell'emergenza, un soggetto unico. Perché ha ragione il collega Tajani, ci vorrebbe un meccanismo di difesa comune e su alcune questioni l'Europa, di fronte a giganti come gli Stati Uniti, la Cina, meno la Russia, deve presentarsi sempre con una voce unica. E parliamoci chiaro, coloro che non si vogliono integrare, tra virgolette, in questa unità europea sono quei paesi, guarda caso, cosiddetti sovranisti, magari piccoli, ma che rifiutano di entrare in un discorso di ripartizione dei migranti, in un discorso di difesa comune, un discorso di magari anche, veniva citato prima da Cisint, questione anche fiscale, mantengono ci sono anche delle differenze di concorrenza, certo, all'interno dell'Unione Europea allucinanti sul fronte fiscale. Da questo punto di vista, solo una politica, ecco, e dico un'ultima cosa perché sia chiaro anche questo, il tema della transizione ecologica, questo sì l'Europa deve gestirlo e trattarlo bene, perché rischia di essere una questione per soli ricchi. E credo che questo è un tema sul quale anche la sinistra deve porsi in maniera seria. Basta che non la richiamo la Cina invece dell'Europa, ecco, poi tra l'altro, un conto le case e un conto le auto delle magari. Cose, però, io sono d'accordo, il Presidente Federica ha glissato sul tema sanitario, eccetera, ma non so, in 3 minuti di intervista può dire ben poco. Ma su un tema io sono d'accordo. L'Italia deve riconfermare il suo atlantismo, che non significa essere acritici nei confronti dell'Occidente, ma deve essere atlantista perché le democrazie occidentali sono l'unico baluardo che abbiamo rispetto. Coinvolgo Pellegrino, Pellegrino. Finalmente abbiamo trovato una cosa su cui siamo d'accordo. Allora, abbiamo cambiato l'Italia, ora cambieremo l'Unione Europea. Poco fa, questa sera, tra l'altro da qui il ministro Ciriani, Luca Ciriani, ministro dei rapporti con il Parlamento, Fratelli d'Italia, che poi dice il DEF, cioè insomma si comincia a delineare la possibile futura manovra di fine anno. Dice, così arriviamo poi a Danielis, Pellegrino, Tajani, Danielis, scontiamo un problema enorme, quello del super bonus che impatta pesantemente sulla crescita, sull'indebitamento e sui deficit. Da quanto sente questa cosa qui? I costi del super bonus oggi 144 miliardi, alla fine dei conti potrebbero essere superiori ai soldi investiti col PNRR, cioè 209 miliardi. Esatto, ci sentiamo dire in questo scontro come, poi sa che Giorgetti era andato pesantissimo, che è già stato annullato l'effetto del PNRR per colpa del super bonus. Quindi Pellegrino, Tajani e poi Danielis. Ma in merito al super bonus. Vabbè. Allora, dirò in maniera molto semplice quello che penso del super bonus. Io penso che non sia stata da principio una misura scritta in maniera corretta. È stata cambiata troppe volte e quando una norma la cambi troppe volte vuol dire che è sbagliato qualcosa. E averla fatta così in fretta come una sorta di spot di propaganda ne sta facendo pagare le conseguenze un po' a tutti. Altro era invece far emergere il nero che c'è in edilizia, che è tantissimo, e invece facendo delle sgravi fiscali negli anni il nero è emerso. Dovevamo andare in quella direzione. Probabilmente anziché 110% a spot, in questa maniera fatta così, noi avessimo stabilizzato un 75%, anche perché per quello che riguarda le imprese, poi, se il 25% viene pagato dal committente, noi sappiamo che il computo metrico alla fine si fa in una maniera completamente differente. Io mi sono ritrovata a fare delle perizie per il mio lavoro su situazioni da super bonus dove alla fine i costi finali delle opere alla fine erano molto più alti rispetto al valore
complessivo dell'immobile stesso. Ecco, questo purtroppo ha rovinato un po'. Quindi cosa ha fatto? Ha bocciato Ha rovinato il mercato. Cioè, le ha bocciate, cosa ha fatto? Con le perizie cosa... No, di fatto i costi erano quelli, se purtroppo un cappotto anziché costare 60 alla fine è andato a 180, alla fine dell'intervento i costi erano quelli, purtroppo. Il superbonus si basava sui preziari regionali. Di cosa stiamo parlando? Allora, i preziari regionali sappiamo benissimo un discorso di domanda-offerta su questa ragione. che non sono... No, vengono i preziari certificati regionali a sappiamo superbonus benissimo i che costi allora previsti dal preziario non sono regionale. aggiornati, ma è stato Annualmente fatto, scusa, vengono è stato aggiornati. fatto il preziario day. Il preziario day su cui noi ci siamo opposti in maniera proprio messi di traverso, e peraltro poi fatto da una ditta privata dell'Alto Adige. I preziari regionali sappiamo che non sono aggiornati, ma soprattutto Cioè, sono non sono fatti... stati comunque rispettati. No, chiedo scusa, arrivo fino alla fine perché Sì. insomma già prima è stato abbastanza così fastidioso questa interlocuzione fatta così. I preziari regionali sono fatti per gli appalti pubblici, non per opere private. Quindi non possiamo pensare che un'opera privata abbia dei parametri analoghi a quelli degli appalti pubblici. Chiunque ha fatto cantieri privati sa benissimo che i computi metrici avevano fino a un minuto prima dei bonus 110% avevano determinati tetti. Da quel momento in poi sono cambiati. Ma questo è all'ordine Scusi, del per giorno. ignoranza, ma lo veramente... sappiamo tutti. No, cioè, quindi quel preziario che lei dice per le opere pubbliche è più alto, più basso rispetto a quello più alto, ovviamente. È più alto, È più ecco. alto perché quindi, poi si fa il ribasso. in qualche maniera, Insomma, il preziario privato si è livellato quello... era una follia. In più non c'era quello del non pubblico, c'era la che è più alto. Ma in più non c'era la trattativa da parte del committente con No, perché non aveva l'impresa. nessun interesse, perché tanto gli tornava più di quello interesse che a mettere il spendeva. suo 25% del suo portafoglio. Sì, Avarino, se posso dire la mia. Scusate, per contro... No, avevo detto Pellegrino, Treleani, poi Danielis, a chiusura per così... contro c'è stato un forte gettito fiscale, c'è stato anche un incremento dell'IVA, anche noi l'abbiamo goduto, e quindi le casse dello Stato e ragionerie varie sono diventate un po' più ampie. Questo è innegabile. Così adesso si arrabbia ancora di più. Aspetti Danielis, prego Treleani. No, Avarino, allora ammettiamo anche che idealmente il super bonus fosse una cosa corretta, idealmente se inquadrato in un certo modo sarebbe stata una cosa corretta, ma quello e anche il reddito di cittadinanza hanno dimostrato, mi sia consentita una battuta, la totale inadeguatezza della classe dirigente del Movimento 5 Stelle, perché, ripeto, ammettendo anche idealmente che queste manovre potessero essere condivisibili o meno, dimostrano come poi nella realtà dei fatti queste cose non sono funzionate. Al di là del reddito di cittadinanza, anch'esso che si è prestato a speculazioni, il super bonus è l'esempio lampante. Speculazioni sono state finanziate oggettivamente per oltre il 70% seconde case, quindi non siamo neanche andati a toccare tendenzialmente degli edifici in qualche modo, ecco, che magari potessero aver più bisogno rispetto magari a seconde case, che quindi sono di proprietà di fatto di gente che in qualche modo forse un soldino di più ce l'ha. E quindi ecco, io credo che questi 200 e rotti miliardi, che oggi in qualche modo ancora non ci danno ancora dei riflessi diciamo precisi, ci mettono nella condizione in cui dobbiamo provare o pianificare un DEF che ancora insomma ha parecchie incertezze. Quindi super bonus assolutamente si è prestato a speculazioni e non ha raggiunto l'obiettivo, proprio perché anche tecnicamente è stato di fatto, sarebbe bastato un 70%, questo non lo dico io, avremmo responsabilizzato almeno, ha drogato il mercato e avremmo quantomeno responsabilizzato chi veramente aveva bisogno di fare quegli investimenti. Allora, non so bene Può difendere, ne ha facoltà. Non so da dove partire. Partiamo dai numeri. 87 miliardi, non 200. 87 miliardi di cui il 20% è rientrato subito solo di IVA. Solo di IVA. Dopodiché bisogna calcolare le tasse, bisogna calcolare l'aumento dell'occupazione, bisogna calcolare tutta una serie di cose, l'indotto, l'economia che ha girato, 11 punti di PIL. Ok? Si è pagato il super bonus, si è ampiamente pagato
però fa comodo usarlo come una sorta di foglia di fico invece dell'inconsistenza della politica di questo governo, evidentemente. Dopodiché parliamo invece di seconde case. Oggettivamente sarebbe stato intelligente, secondo me, concentrare una prima fase del superbonus sui condomini. Questo avrebbe tagliato una serie di problemi. Però il superbonus nasce in un momento in cui c'è un forte bisogno di rilanciare l'economia, siamo sotto Covid, e nasce con un duplice obiettivo, il rilancio dell'economia e cercare di avvicinarsi agli obiettivi di neutralità climatica del 2050. E quindi non nasce come misura sociale, ovvero per i meno abbienti, nasce per obiettivi che non hanno niente a che fare con questo. Per aiutare chi ha 2 case, ecco. No, nasce per rilanciare l'economia, per cui aiutare quelli che ci lavorano. A prescindere da chi ne usufruisce, certo. Aiutare l'economia si può fare in 1000 modi. Guarda che io non ti ho interrotto. Sì. Sì, però gli altri paesi europei evidentemente non hanno trovato un modo altrettanto efficiente, perché noi abbiamo fatto 11 punti di PIL. E quegli 11 punti di PIL in gran parte sono legati alla catapulta che è stata il superbonus. E 11 punti di PIL sono un rientro per le casse dello Stato enorme. Ora, non mi pare che l'economia sta... Cioè, comunque era anche il rimbalzo dopo il meno 9%. No? Il rimbalzo è stato fortissimo. Covid, quindi poi è schizzato. Ma tutti gli altri paesi non hanno avuto lo stesso rimbalzo. Okay, in compenso, tutti gli altri paesi hanno avuto aumenti delle materie prime paragonabili o maggiori a quelli dell'Italia, perché non erano legati al superbonus. Ok? E l'altro punto è, il superbonus aveva 3 livelli di certificazione, quindi non si poteva fare nero, perché altrimenti la spesa a nero non sarebbe stata coperta. Ho appena detto che è emerso moltissimo nero. È emerso moltissimo nero, non solo, ma i 3 livelli di certificazione, che conosci meglio di me, erano anche legati all'unica scala che si aveva a disposizione, che sono i prezziari regionali. Prezzi gonfiati, guarda, no, quello è il bonus facciate e grazie a un emendamento della Lega che ha tolto il controllo. Ma io non volevo intervenire, però come si fa a dire tutte ste robe? Io capisco che uno deve in qualche modo... No, queste cose non le dico mica io. Guarda, Trieste senza bonus edilizi sarebbe rimasta decadente mal tenuta e ora i palazzi sembrano tutti nuovi. Questo però è il bonus 90%, no? Questo è quello facciate. Questo bonus facciate. Cioè è il grande equivoco poi anche sui famosi bonus, super bonus, sì, eccetera, quello eccetera. del 110. Cisinte poi Monetti che devono dare pubblicità. Dico proprio 2 cose. Quello io capisco perché probabilmente è la strenua difesa che ma non è una strenua difesa, sono i numeri, non li do io. Non l'hai interrotta neanche io prima, ecco. Sì, no. Ma dai, è un talk show, perché sennò sì, ragazzi, dai, va bene, ma solo 2 cose velocissime. Io capisco che deve difendere, però è logico che è stata una scelta capestro, nel senso che i 209 miliardi sono il problema probabilmente che alla fine di tutto questo percorso ha in qualche modo gettato nella, tra virgolette, tragedia il conto pubblico. Chi li paga? Li paga comunque quello, il poveretto, chiunque nella sua busta paga o nel suo essere imprenditore, perché la riduzione di servizi o la impossibilità di fare investimenti è la conseguenza di questa scelta terribile, oltre al fatto che purtroppo è stata così regalata a chi non ne aveva bisogno. Perché poi quello che a me dispiace è che, ad esempio, se fosse stata fatta nei confronti delle case ATER, nei confronti dell'edilizia pubblica, con un tetto, avrebbe avuto un senso, so. ma invece è stata regalata a chi probabilmente poi ha messo a frutto l'investimento fatto con i miei soldi, cioè ha detto, beh, vieni qua oggi, pagami l'affitto e io ti faccio entrare in questa casa. E invece le case che sarebbero state quelle veramente destinate a chi non ha la possibilità di fare un intervento serio sono state escluse di fatto. No, questa è un po' la questione. Non solo a Falcone, ma a Udine, a Trieste, a Pordenone sono state ristrutturate un sacco di case ATER. Un sacco di in confronto alla moltitudine, un numero molto piccolo
per i tempi, però e poi la i questione... soldi del super bonus sono quelli certificati, cioè 87 miliardi, non so dove saltino fuori. Oggi i cioè numeri... i 144 che sono i crediti che cita Ciriani, no. No, ma i certificati sono quelli pagati pagati nella contabilità pubblica. È molto diverso ragionare di pagato, ragionare di impegnato e ragionare alla fine della corsa di quella che è la prospettiva del termine finale della resa del conto. Devo far parlare che Moretti, però sì, no, ma velocissima. Il vero problema di questa misura del 110% è che chi voleva farsi una ristrutturazione semplice, tranquilla, senza utilizzare il superbonus, non l'ha potuta fare perché i prezzi erano altissimi. Questo è stato un problema enorme, Elena, e noi non possiamo non farlo emergere. E non ha generato neanche lavoro stabile. Semplicemente perché comunque tu dovevi fare un incremento di 2 classi energetiche. Certo. Se tu decidevi di fare solo il cappotto o solo la caldaia o solo la caldaia, non potevi. Comunque sì, magari lo facevi, ma non rientravi nel 110%, punto. E decidevi di fare solo quello, perché quello era l'unica cosa che ti era possibile. Ma per esempio non lo potevi fare se avevi la casetta unifamiliare, magari anche messa su con tutti i tuoi risparmi, perché poi a un certo punto sono state tagliate quelle. Una delle tante modifiche. Invece per quello che riguarda i palazzi e le facciate, scusate, mi prendo soltanto un piccolo merito a proposito degli emendamenti che l'avevo proposto come emendamento, il bonus facciate, all'epoca l'avevano chiamato emendamento bellezza, per fare il rifacimento di tutte le facciate dei centri storici. Purtroppo il Partito Democratico all'epoca, che era al governo, me lo bocciò. E poi Franceschini nel governo successivo con il Conte 2 ha ripreso quell'emendamento, l'ha rifatto. L'unica cosa che ha modificato e che io non ho condiviso è che per me era corretto che con i soldi dei cittadini si rifacessero le facciate dei centri storici, che venissero fatte comunque determinate azioni su un patrimonio storico, artistico, invece su il patrimonio invece dell'Ater invece bisognava dare un bonus molto importante specifico, cioè perché in tutta Italia e non solo i bonus facciate. Ancora su Trieste, prego Moretti. Guardi, una misura che si chiama 110% è chiaro che va ben al di là e qualche problema di debito. Certo, è regalo. Il debito lo crea. Su questo è una posizione laica, però qua rappresentiamo tutti i partiti che il 110, quando Draghi voleva chiuderlo, l'hanno difeso, perché chi stava all'opposizione, Fratelli d'Italia, aveva fatto emendamenti per portarlo avanti, e quelli che stavano al governo, per evitare di avere impopolarità, come è successo quando è stato chiuso il 110%, o comunque creare disagi e difficoltà a chi aveva già avviato determinate situazioni, non ha voluto modificarlo. Quindi difficile intervenire oggi e dare la causa, come fa il ministro Giorgetti, a quelli che c'era prima, perché stava anche lui al governo quando Draghi voleva chiuderlo ed è stato bloccato dai partiti che allora stavano al governo, ed erano tutti meno Fratelli d'Italia, che comunque dall'opposizione avevano voluto continuare. Allora, quindi, sai, poi come la misura sul fotovoltaico che abbiamo in regione, se avevi soldi la potevi utilizzare, se non avevi soldi non potevi utilizzarla, e purtroppo questo è un limite, perché anziché puntare sull'edilizia pubblica, sul rinnovamento delle case ATER, che è un problema oggettivo nel nostro territorio, per tutta una serie di ragioni si è voluto puntare su situazioni, su lavori che sono stati oggettivamente perché c'è anche una grande fame di energia, no? E quindi spingere perché si sia tutti più autonomi sul fronte della produzione di energia. Questo io lo capisco, ma oggi logica politica, la misura sugli impianti fotovoltaici, che è una misura utile, nessuno lo nega, ma di fatto è riservata solo a chi fa l'intervento, paga e poi ha indietro i soldi. Chi ha il tesoretto piccolino comincia a fare i lavori. Fermi che dovevo mandare 10 minuti fa la pubblicità, quindi, e tra poco diamo anche il risultato del sondaggio, quindi tra poco. Bene.
Vabbè, sì. Il calo demografico avrà conseguenze pesanti per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Entro i prossimi 10 anni si perderanno 50.000 persone in età lavorativa. Le ragioni di questa diminuzione vanno ricercate nel progressivo invecchiamento della popolazione, con sempre meno giovani e con tanti destinati a uscire dal mercato del lavoro per godersi la meritata pensione. Anche il PIL del Friuli Venezia Giulia risentirà del crollo demografico, con pochi giovani che entreranno nel mondo del lavoro e tanti over 60 che andranno in pensione. Molti settori subiranno un ridimensionamento strutturale del valore aggiunto, come il mercato immobiliare, i trasporti, la moda e il ricettivo. Udine e Gorizia sono i territori più a rischio di spopolamento. Nel capoluogo friulano entro il 2034 avremo una riduzione del 9,7%. Seguono Gorizia con il 5,5% in meno, Trieste con meno 5% e infine Pordenone con il 3,9%. Tra coloro che invece ci guadagneranno scorgeremo sicuramente le banche. Avendo una grossa predisposizione al risparmio, le persone più anziane aumenteranno la dimensione economica dei propri depositi, facendo così felici molti istituti di credito. Va bene, questo poi è legato anche al tema precedente. Non ho capito, ma la Presidente Meloni si candida o no? Dovrebbe candidarsi. Ah sì? Sì, credo di sì. Cioè dovrebbe, quindi no. Sì, senso, secondo me dovrebbe candidarsi. Io spero di sì, spero di sì. No, però guardi che come l'ha detto all'inizio sembra che sa qualcosa che noi non sappiamo ancora. Beh, insomma, io credo che sia una figura importante per il nostro partito e quindi io in qualche modo credo che alla fine la sua figura sarà della partita. E voi? Ma guardi, leggo del nome di Deborah Serracchiani. Io sono contrario a quelli che si candidano in Europa e dopo non ci vanno. Cioè... Questo vale per tutti. Meloni. Beh, Bonaccini, qualora si candidasse, qualora fosse... Ci andrà se si candiderà. Se si andrà, e sarà eletto, perché poi diamo tutti per scontato che uno si candida e venga eletto, non è proprio così. Quindi anche i governatori... Vale anche per la collega Cisint, per il sindaco Cisint. Quindi... Cioè, cosa? Che non è detto che uno che si candida poi venga eletto. No, pensavo che ci deve andare veramente. Perché non dovrebbe valere per me? È ovvio che vale per tutti. No, perché tutti danno per scontato che vai già a Bruxelles. Io no, quindi, assolutamente. Guarda, io non credo di aver mai... Te lo auguro, ma non so se sarà così. Io ho detto prima, perché ho accettato questa sfida, amo molto fare il sindaco, e comunque rimarrò sul territorio, questo è sicuro. Dovessi essere eletta io potrò rimanere sia in comune a Monfalcone che sul territorio, questa è una certezza assoluta. Ma non da sindaco, giusto? Non da sindaco, però come immaginate ci sono molti ruoli che possono ovviamente, e ritengo che un po' quello che ha detto anche Ciriani per la mia Pordenone, presenza fisica sia ancora molto importante lì, in quel territorio. Va bene, Danielis, voi? Non è mai, insomma, cioè, uno fa il parlamentare a Bruxelles, certo con un'organizzazione diversa, però vuole continuare a fare l'assessore o quello che sarà, non lo so, nel non proprio ti piace? comune. Pazienza, me ne farò una certo ragione. che te ne farai una ragione, non mi piace, non Del resto credo lo possa fare bene, non possa fare bene nessuna delle due cose. Ma guarda, io lavoro 12 ore al giorno. Lavorerò 13 o 14, penso che lo potrò fare. Tutti noi lavoriamo 10, 12, 15 ore al giorno, tutti, anche quelli che tu pensi che magari non lavorino 15 ore al giorno. Mi leggi anche nel pensiero. Lo so perché l'hai detto tante volte, quindi... Di chi? Ma i consiglieri regionali non fanno niente secondo qualcuno, e l'ha detto anche qualche volta. Io ho detto che Moretti purtroppo non ama la città. Io ho detto che Moretti, che pensava che non riuscissimo a fare l'Esca, voi siamo riusciti a farlo. Lui aspetta, che scavino. No, è già partito. Ti do una notizia, bene, dovresti saperlo. Piacere. È già partito. Dopo 3 anni che l'avete annunciato. No, dopo 22 anni. No, ti do un'altra notizia. Dopo 22 anni. Sì. Dopo 22 anni che il porto aspetta di essere scavato, dovresti essere contento perché finalmente arriva. Ti ricordi che non volevi che si facesse neanche quello? No, io ho detto che se continua questa perdita di tempo è meglio non farlo. Ma non era una perdita di tempo, è un investimento che grazie a interventi del Vania Gava, miei e di Fedriga su questo campo siamo riusciti a ottenere. Fermi lì, voi? A noi è notizia di ieri
Che candidiamo in questa circoscrizione Ugo Biggeri, che è l'ex presidente di Banca Etica, tra i fondatori, e quindi abbiamo un nome di rilievo, oltre all'uscente Sabrina Pignedoli. Poi la lista la faremo con le votazioni interne. Ma ipotizzo, c'è un nome come quello di Stefano Patonelli? No, perché comunque ha già fatto 2... No? Ma a parte che è ancora in Parlamento. E appunto perché appena rieletto, diciamo, questo Parlamento, quindi non potrebbe candidarsi un'altra, no, perché non è in scadenza, insomma, e comunque ha fatto il per secondo stare giro. Lì, non è opportuno che si candidi da un'altra Va parte. bene, voi? Noi candidiamo la Salis, come ho avuto notizia poco fa, Mimmo Lucano, Leoluca Orlando, Marino, Ignazio Marino, sì, finale. E poi abbiamo candidato Massimiliano Smeriglio, insomma abbiamo dei nomi di grande qualità. Lei non si candida? Ma no, ma no, che cioè, non è pensabile che sono appena stata eletta da un anno in Consiglio regionale e mi candido all'Europeo. Cioè anche lei pensa che le candidature finte, definiamole così, C'è la Salis, una grande esperienza, devo dire, e anche una qualità indubbia, dico, dei nomi di qualità. La Salis, mettiamoci almeno una parentesi. No, ma tranquilla, sindaco, lei verrà eletta e sicuramente votata. La Salis dice. No, io le dirò che i suoi sicuramente la voteranno e lei un bel sarà messaggio eletta. come paese E sicuramente continuerà a fare anche il sindaco di... No, certo, però ho visto insomma, non basta, perché ci vuole un minimo anche... Ma di che cosa? Di aver fatto il sindaco contro i musulmani? Ma dai, mi sembra un po' poco questo. Contro i musulmani dai, alla fine di questo che io si dico tratta. che sarebbe il caso. Neanche candidati, io sì, dico è vero, che sarebbe il caso, finalmente. Però mi pare che abbia fatto qualcosa un po' di traverso dopo che essere stato eletto. Eccolo qua la notizia, se la vuoi far vedere. Ilaria Salis, candidata alle europee con Fradiane Bonelli, d'accordo col padre. Ecco, io direi che su questo metterei una parentesi, personalmente. Secondo me bisognerebbe riuscire con serietà ad avere dei candidati che abbiano fatto qualcosa e abbiano un po' di esperienza. Sì, ma come lei, il sindaco, poi, che ha fatto un grandissimo lavoro contro i musulmani e lo farà anche in Europa, continuando a fare il sindaco ombra a Monfalcone, perché di questo che si tratta e i cittadini lo devono sapere, perché andrà così se lei dovesse essere eletta. Guardi, se io sarò eletta rimarrò anche a lavorare a Monfalcone. Lei deve andare in Europa certa, a fare basta e quando sarò a Monfalcone farò il possibile perché funzionino le cose a Monfalcone. Ferme lì, cosa? Oggettivamente, non me ne voglia la collega in Consiglio regionale Pellegrino, però insomma noi di centrodestra siamo stati attaccati 1000 volte per le nostre candidature, quello, insomma, oggettivamente questa è una candidatura che discutere lo fa, insomma, ecco, no? Perché il cursus honorum del quale tutti noi parliamo, dell'esperienza per poter andare, insomma, no, a certi livelli, a intraprendere certi ruoli, io credo che i partiti abbiano una responsabilità. E io quel cursus honorum l'ho fatto, partendo a fare la minoranza, l'assessore, il sindaco, fino a poi arrivare in regione. Io credo che i partiti ancora abbiano una funzione importantissima di filtro e di selezione di quella che è la classe dirigente. Ognuno chiaramente è libero di fare quello che vuole, però se mi consente, dico, noi del centrodestra ne abbiamo sentite per anni sui nostri candidati e questa oggettivamente in Europa candida gente che poi se eletta resterà in Europa. Resterà in Europa, basta. Questo è il punto. E no che fa il sindaco ombra di Monfalcone. Va benissimo riuscire a candidare una persona. Ma sarà anche questa circoscrizione? No, questa è la foto che metteranno sul volantino a Varino. No, vabbè, ma è condannata. Scusa, io non prendo le difese. Perché questa è una delle immagini, tra l'altro, con le manette che non si dovrebbero mostrare. Cioè tu dici... Basta, va bene, ma sapete che quello che era con lei non è stato nemmeno estradato in Ungheria perché il tribunale italiano, che è realmente indipendente dal potere esecutivo e politico, ha detto che la situazione carceraria in Ungheria è a rischio.
Allora, poniamoci questo tema. No, io mi pongo, in generale, un altro problema, guarda, in questo caso. Mi pongo perché non il si problema. può essere garantisti quando si toccano gli amici e socialisti quando toccano gli altri. Io ho discusso della funzione del partito, che alla fine siamo stati attaccati per moltissimi anni, e il partito oggi di fatto predicate bene e razzolate male. Mi pare che abbiano candidato predicate molto bene, ma noi poi abbiamo razzolate molto male. Il generale Vannacci indagato. Noi abbiamo un ministro, noi abbiamo un ministro. Però è interessante quello che ha detto. Aspetti Cisinta, perché Vannacci ancora non si sa. Attualmente è ancora sotto processo ma per vengo da aver lei. fatto il ministro dell'interno. Che... E mi venite a dire, no, ma sì, scusi, noi abbiamo un ministro che per fare il ministro dell'interno, come Dio comanda, oggi rischia 15 anni di carcere. È una che cosa pensa che di non Vannacci? si può Se poi lo mettono tra l'altro candidato nella circoscrizione che la riguarda. Il pandan con la cioè l'accordo. Allora, su questo dei musulmani però, no, Vannacci, l'ha detto 2 volte. No, allora mi scusi, l'ha detto 2 volte e adesso voglio precisare, perché io sono sotto scorta, visto che ci sono persone che dicono esattamente le cose vergognose che ho evitato di ascoltare, che sono state dette un attimo fa. Io non sono, mi fa parlare, perché io sono sotto scorta, perché qualcuno ha detto che non faccio pregare e che sono contro i musulmani. Io sono, che sia chiaro, perché questo è il motivo per cui mi sono arrivate minacce di morte gravissime, per queste mistificazioni, per questo modo di parlare in maniera improvvida. No? Io sono sotto scorta perché ma non perché c'è stato qualcuno di mistifica. Qualcuno ha mistificato, ma va bene, aspetti Cisinta, però non mi ha risposto, fermi su Vannacci. Il tema però, se posso concludere, il tema delle gravi cose che vengono dette non sono... È chiaro, Cisinta, aspetti, però Vannacci non deve essere candidato secondo il vostro ragionamento, no? Chi? Vannacci cosa ha fatto? Ha picchiato qualcuno? No, è indagato sotto azioni di forza. Non stiamo parlando di stiamo parlando di azioni, secondo me. Azioni, in ogni caso io non sono il segretario non è stata del condannata. Io non sono il segretario di nessuno. Dico che per quanto mi riguarda esistono delle persone preposte a fare delle scelte. Ho capito, Sindaco, però diciamo... Non ho assolutamente, e poi diciamoci anche... Però non dice la sua sull'opportunità o meno, come lo vogliamo definire, la scelta tutto quello che dà un valore aggiunto, io penso che sia... E ritiene adeguato. Vannacci un valore aggiunto? Io ritengo che Vannacci abbia... Io non condivido alcune cose che lui ha detto, esempio? non le condivido. Beh, tutta la Nel parte, libro, noi parliamo del generale, ovviamente. Sui diritti, certamente. Sui diritti, io penso che i gusti sessuali di ciascuno siano assolutamente, è giusto che siano liberi, e questo non lo condivido. Sul resto non mi pare che abbia detto un granché di diverso da quello che moltissimi pensano e che sia di buon senso. Dopodiché non è assolutamente confrontabile ragionare su una persona per bene che ha fatto una vita nell'esercito con un percorso assolutamente corretto con un'altra persona che ha scelto di andare in un paese per menare delle persone. Cioè mi pare che sia completamente diverso il discorso. Vannacci ha fatto un percorso di partito, ha fatto il consigliere comunale, regionale, tutta la filiera mi pare, vero? Ah sì, è vero, verissimo. L'ha detto cioè lei, il cursus no? honorum, dice, non l'ha fatto. No, l'ho detto io. Ah, ecco, infatti io non rispondo per gli tardi. altri partiti, io rispondo per Fratelli d'Italia, ovviamente. Ah, ecco. Va bene, mancano pochi minuti. Emanuele, ci fate vedere tu e Francesco Zilli il risultato del sondaggio, perché poco fa ho visto erano circa 1000 telefonate. Vabbè, come diceva Moretti, plebiscito. Vince il sì, cioè ci vorrebbe un tetto agli alunni stranieri in classe col 91,7%, no 8,3%. Di buon senso. Dice buon senso lei. Anche Gesù è stato condannato a seguito del referendum. Sì, no, bene, allora, ecco, ma questo è il principio. Speriamo di non cagionare nulla di ciò con i sondaggi che non hanno nessun valore. No, sia chiaro, io rispetto di chi ha scelto, però è chiaro. La domanda porta in sé la risposta. C'è questa arroganza cosa dovevamo di immaginare che il mettere cittadino No, sia ma io non dico offesso, niente, la non l'ho mai domanda capita. portava la risposta. Cioè, ma il tetto deve essere praticabile, realizzabile.
E secondo lei non è praticabile? Beh, è difficile da realizzare, a meno che si spostano fisicamente le persone in altri territori. Certo. O si aumentano il numero delle classi. Esatto. Si fissa un tetto. Esatto. Ma non mi pare che il Ministro, visto che non è una competenza del Comune, ma non mi pare che il Ministro abbia pensato a questo. Che pensa? Del sondaggio? Risultato? Che era scontato. Nel senso che è vero che è buon senso, perché in una classe non puoi avere la metà degli alunni che non parla l'italiano, cioè O è addirittura banale. i 2/3. Quello che dico io è che se allora, a parte Monfalcone che ha una situazione, lo dicevamo prima, unica per concentrazione, no? Però il rischio è che la situazione di Monfalcone non resti unica. Ma non lo è già più unica. No, a quei livelli non so di nessun altro posto. Però è il caso di cominciare ad attrezzarsi, perché se l'obiettivo è quello che le classi continuino a essere classi e la scuola continui a fare il suo mestiere, è evidentemente necessario che ci si attrezzi in modo che questo sia possibile. E purtroppo questo comporterà un investimento sulla scuola. È anche importante in termini Allora, di Pellegrino insegnanti. Cisinte, dai che ho meno di un minuto a testa. Sul sondaggio, vabbè, ma era prevedibilissimo, era talmente evidente, tant'è che all'inizio ho detto, insomma, usciamo dall'ipocrisia, perché questo è semplicemente un sondaggio, secondo me, non di buon senso, ma semplicemente di cuore, di pancia anche forse per certi aspetti. Invece noi dobbiamo essere concreti. Ho detto, se noi avessimo una popolazione fatta 90% di stranieri e 10% di italiani, che cosa faremmo? Metteremmo il tetto nelle classi? Io credo che veramente è un sondaggio, mi dispiace dirlo. Sì, ma che no, non- ma che noi non dobbiamo ha- sempre La risposta è sentire. corretta, cioè la Prego. risposta è il Ma tetto allora è corretto. intanto rilevo Devo che chiudere, come sempre si posizionano ovviamente distanti da quella che è la realtà della vita, no? Ecco, quindi questo è evidente in ogni ragionamento che viene fatto, no? Adesso abbiamo sentito, cioè di fatto ha sbagliato la redazione o ha sbagliato il cittadino che ha votato, era scontato. La vera verità è che c'è un problema. La vera verità è che quando a Monfalcone, e non soltanto a Monfalcone, abbiamo proposto delle soluzioni, sono scesi in piazza con i cartelli a dire che ad esempio in un raggio di 7-8 km non si poteva fare un ragionamento più esteso per avere dei gruppi classe sul territorio che potessero e dare delle risposte più compatibili, perché la sinistra è ideologica e quindi ogni soluzione non è percorribile. Anche tu lo sei Noi stata. noi ci Anche tu abbiamo lo sei provato stata. e purtroppo questo tipo di modalità ha impedito di fare anche quei percorsi. Devo fermarvi. Inoltre Allora, sono comunque troppi, bisognerebbe pianificare l'arrivo grazie nelle ad Anna città. Maria Cisinte, a Igor Treliani, Serena Pellegrino, Elena Danielis, Diego Moretti, a chi ci ha seguito, anche per i tantissimi sms, grazie anche questa sera, e per i moltissimi che hanno risposto al sondaggio. Grazie, buonanotte da Ringa.